Buongiorno, benvenuti, nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa su Telecolor. Oggi martedì 26 maggio, oggi insomma come facciamo quotidianamente siamo pronti a leggere i quotidiani nazionali e regionali per approfondire le notizie delle ultime ore. Il racconto va da sé, oggi è tutto sulle elezioni, sul primo turno delle elezioni amministrative 2026, si è votato in tutta Italia, numerosi comuni, 71 solo in Sicilia, tra questi tanti capoluoghi di provincia, in Sicilia 3, quindi approfondiremo un po' questo voto che ovviamente è titolo d'apertura per tutti i quotidiani nazionali e regionali. Poi il racconto della politica internazionale sui conflitti in corso in Ucraina, quindi tra Russia e Ucraina, e in Medio Oriente, dove si incrinano le posizioni di Stati Uniti e Teheran, le posizioni diplomatiche, per arrivare a una tregua, anche se da qualche parte, qualche spiraglio dice che potrebbe esserci appunto una luce in fondo al tunnel. Ancora il racconto passa dalla prima enciclica di Papa Leone XIV, una enciclica che guarda e critica il mondo delle big tech, l'intelligenza artificiale, quindi il Papa che chiede un ritorno, diciamo, all'umanesimo, al nuovo umanesimo. Allora cominciamo a leggere i giornali, partiamo dal Corriere della Sera. Nel titolo di oggi di apertura il titolo è: Venezia premia il centrodestra. Venezia è la città più importante in cui si è andato a votare in questa tornata di amministrative, poi seguono Reggio Calabria e Messina, quindi Venezia premia il centrodestra, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, il crollo rinviato. Il riferimento è a tutte le critiche, diciamo, fatte al governo al post referendum, e c'era grande attesa per queste elezioni amministrative. Insomma, evidentemente, come dice la Premier, il crollo è stato rinviato. Torna De Luca, non il nostro Cateno De Luca siciliano, che insomma gestisce un partito Sud Chiama Nord, ma De Luca è il governatore, l'ex governatore della Campania, ora diventato e tornato sindaco di Salerno, quindi il nuovo sindaco di Salerno. Poi le altre notizie: Iran-Stati Uniti, si tratta ancora, Trump detta altre condizioni, e ancora l'enciclica di Papa Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, la nuova Babele, la riflessione di Andrea Riccardi, il capo della comunità di Sant'Egidio, proprio sul Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica. Venezia resta a destra, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni il nostro collo rinviato. Vedete le dichiarazioni che si replicano, si susseguono. Il PD dice il governo invece è sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno, Vincenzo De Luca, il governatore, ex governatore della Campania. L'enciclica del Papa contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. E poi Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio, quindi insomma si inasprisce il tono degli scontri. Queste le principali notizie sulla Repubblica. Andiamo a vedere la Stampa. Venezia rilancia la Meloni, perché ora che dice adesso pensiamo alla legge elettorale, quindi una Premier che fa due passi avanti verso appunto le riforme sulla legge elettorale. Insomma, lo scontro è aperto sia all'interno della stessa maggioranza, sia ovviamente tra maggioranza e opposizione. In Veneto Venturini eletto sindaco al primo turno. Il dato che arriva da Vigevano, che Vannacci alla sua prima prova elettorale con la sua lista, con i suoi riferimenti, arriva a Vigevano, si presenta e totalizza il 15%, più della Lega e praticamente gli stessi voti di Fratelli d'Italia. Certo un piccolo centro, però insomma Vannacci risulta essere già presente nella battaglia politica nazionale.
Il mondo in guerra, tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, vedete NATO spaccata sugli aiuti, dall'altro lato la enciclica di Papa Leone, restiamo umani così rischiamo di tornare schiavi. A centropagina chi c'è? C'è Kimi Antonelli che vince il Gran Premio in Canada e torna a parlare, qui diciamo una lettura diciamo, dei giovani, quindi io i giovani e la felicità, dice il campione di Formula 1, vorrei essere un esempio per i ragazzi, poi parla di Russell, il suo compagno di squadra, non è un nemico. Vabbè, insomma, approfondimento sulle gesta di questo pilota italiano, in questo momento si trova in testa alla classifica del campionato di Formula 1. Andiamo a vedere altri quotidiani, eccola qua, l'umanità al centro, il quotidiano Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, che ovviamente apre con l'enciclica di Papa Leone XIV, nella sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, Leone XIV rilancia il valore e il dovere di custodire la persona e il bene comune nelle trasformazioni legate all'intelligenza artificiale. È diciamo, una riflessione nuova, profonda, quella del Papa attuale, che in qualche modo guarda a quello che sta succedendo nel mondo, quindi insomma in questo senso il Papa davvero centrato sulle questioni di strettissima attualità nel suo primo documento, nella sua prima riflessione, l'enciclica appunto Magnifico Humanitas, no al potere degli algoritmi e alla guerra giusta, la spinta al dialogo e alla cultura della pace, quindi il Vaticano che torna su questi temi. Questo troviamo anche nella prima pagina dell'Osservatore Romano, eccola qua, Magnifica Humanitas, il Papa presenta la sua prima enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Leggiamolo nel passaggio diciamo, di introduzione, questo articolo, un appello affinché brevetti, algoritmi, piattaforme digitali, infrastrutture tecnologiche, dati siano davvero beni universalmente destinati a tutti, non restino concentrati nelle mani di pochi. Quindi questo è il senso della enciclica, della nuova enciclica del Papa Leone XIV. E torniamo ai quotidiani, andiamo a vedere un po' di quotidiani economici, eccolo qua, il Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria, Piazza Affari oltre il record storico, attenzione, grande rimbalzo, Milano oltre il picco toccato nel 2000, nel pieno della bolla delle .com, quindi questo è un grandissimo tema che troviamo in tutte le pagine economiche dei quotidiani. L'ottimismo sulla riapertura dello stretto di Hormuz fa scivolare il petrolio a meno 6% a $97, il gas a meno 6% a €46, calano anche i rendimenti dei titoli di Stato nel clima di rally generale, quindi insomma i sali e scendi delle borse che in questo momento sono sull'ottovolante. Poi Marina va all'incasso, questo è il quotidiano dei mercati finanziari, che vuol dire che si muovono le cassaforti, diciamo, questo è un tema economico però di importanza diciamo, che rende importante anche il racconto della nostra economia nazionale. Perché? Perché si muovono le cassaforti dei fratelli Berlusconi, il cavaliere, la figlia del cavaliere anzi, va all'incasso, stacca un assegno, una cedola, una maxi cedola, 13,5 milioni attingendo alle riserve della cassaforte Berlusconi, quindi insomma questo è uno dei centri di potere dell'economia nazionale. Pier Silvio invece lascia i profitti al suo veicolo, e questo è il racconto del quotidiano dei mercati finanziari. Poi andiamo a vedere i politici, il Fatto Quotidiano, l'antimafia, querela l'antimafia, qui insomma sulle ancora polemiche su via D'Amelio. Questo è il Fatto Quotidiano, state serenissimi è il titolo di Libero, quotidiano di centrodestra, la sinistra affonda a Venezia e Reggio, alle amministrative non c'è l'annunciato boom del campo largo che in Veneto va a KO. Meloni ironica, dice anche oggi il centrodestra crolla domani, quindi spugnata la città calabrese. Qui ci sono i leader del centrodestra del centrosinistra, scusate, che affondano in laguna in questa foto vignettata. Poi ancora andiamo a vedere il Mattino con il trionfo di De Luca che torna a guidare la sua città, eccolo qua, conquista ovviamente il titolo nel suo quotidiano, il quotidiano della Campania. E poi ancora Laguna Bluff, questo è il manifesto con una doccia fredda che arriva alle opposizioni, Elish Lane in prima pagina.
Posizioni puntavano a strappare Venezia al centrodestra, perdono invece già al primo turno. Il campo largo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente a Reggio Calabria. Ballottaggio ad Arezzo, a Lecco, a Salerno invece si allunga il regno di De Luca. Meloni rifiata, quindi dopo il referendum, dopo la sconfitta del referendum. L'ultimo quotidiano che vediamo oggi è il quotidiano L'Unità, eccolo qua, che apre con l'enciclica, vedete qua, di Papa Leone XIV, l'umanità è magnifica, il potere non lo è, quindi diciamo un concetto che sposa in pieno l'idea dell'unità, in questo caso, che lo riporta in prima pagina. Ci fermiamo, piccola pausa e ritorniamo subito dopo con i quotidiani regionali. Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi, martedì 26 maggio. Allora andiamo a sfogliare i quotidiani regionali, lo facciamo partendo dal quotidiano Il Giornale Sicilia. Eccolo qua, il racconto ovviamente anche qui è tutto sulle elezioni amministrative 2026, ovviamente il racconto concentrato sulle questioni siciliane. Quindi centrodestra diviso e sconfitto, vedete, racconta un'altra storia rispetto a quella che è stata raccontata dai quotidiani nazionali, cioè cambia ovviamente la tendenza, come spesso accade in Sicilia, laboratorio politico, il centrodestra diviso e sconfitto, nei comuni più grandi brinda il centrosinistra, la coalizione di governo dell'isola perde 7 sindaci su 11, quindi questi sono i numeri che restituiscono queste amministrative. Incertezza ad Agrigento, dove si andrà al ballottaggio, a Messina bis di Basile con la forza trainante di Cateno De Luca, poi vince ovviamente ad Enna Mirello Crisafulli, eccolo qua, l'ex Barone Rosso, l'ex senatore del Partito Comunista, e qui altri sindaci, Maria Terranova vince e viene riconfermata a Termine, a Raffadali la nipote di Totò Cuffaro, Ida Cuffaro, figlia di Silvio. Altre notizie dalla prima pagina: movida violenta, donna ferita, un arresto, stiamo parlando di Palermo, spari in via La Lumia, la giovane operata è fuori pericolo, l'esame al video porta a un ventenne dell'albergheria, nelle notte di movida violenta, appunto dopo una furibonda rissa sfociata in sparatoria, è stata operata d'urgenza questa ragazza che adesso è fuori pericolo. In manette Pietro Graziano, 23 anni, è stato arrestato poche ore dopo dai carabinieri, sostiene di aver sparato per difendersi. Insomma, vedremo cosa succederà. Insomma, Palermo ci sta regalando veramente notizie di cronaca e di violenza inaudita. Schifani ha testimoniato per la frana di Gela, ha detto: ho fatto il mio dovere, è stato ricevuto dai magistrati, anzi ha ricevuto i magistrati a Palazzo d'Orlen, è stato ascoltato, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Quindi questa è la cronaca della frana di Niscemi. La Italo-Belga invece, abbiamo parlato tanto di questa società che gestiva e adesso rigestirà la spiaggia di Mondello. Per la Italo-Belga però un vincolo strettissimo: stop ai parenti di condannati per mafia tra i 128 stagionali, chiesta l'autocertificazione riguardante i familiari fino al 3° grado. Questa è la prima pagina del Giornale Sicilia. Andiamo a vedere la prima pagina di Gazzetta del Sud, quotidiano Lo Stretto, quotidiano di Messina, che ovviamente mette in prima pagina la vittoria di Basile al primo turno delle amministrative. Federico Basile stravince e raddoppia. Passa dal 44% del 22 al 58% di oggi. Non c'è stata partita con gli avversari Scurri e Russo, quindi centrodestra e centrosinistra, debacle delle coalizioni nazionali, quindi spariglia in qualche modo le carte Cateno De Luca con il suo sindaco Federico Basile. A Reggio schiacciante successo di Cannizzaro, qui vince il candidato di Occhiuto, quindi Forza Italia, deputato sostenuto dal presidente della regione Calabria, ottiene il 65%, quindi nella grande città dello Stretto, insomma, da un lato vince De Luca, dall'altro vince Occhiuto. Poi a Milazzo, Midili, Barcellona invece qui dice Scolaro, ma in realtà è avanti Scolaro, non ha ancora
vinto, quindi queste sono le partite più importanti del centro, del messinese, centrodestra diviso e sconfitto in Sicilia. Questa invece è l'analisi del voto. Andiamo a vedere sempre sulle elezioni, la Repubblica di Palermo nella prima pagina, comuni, frena il centrodestra, le amministrative, Basile conquista la guida di Messina, esploit di Sodano con il campo largo di Agrigento, Adenna, Crisafulli vince senza simbolo del PD, la dynasty di Cuffaro prosegue con la nipote che trionfa a Ribera. Quindi il sindaco di Ribera è la nipote di Totò Cuffaro. Qui ci sono i protagonisti, Basile Sodano, squillo di tromba degli antischifaniani, perché appunto, come abbiamo visto, il centrodestra si è dovuto fermare, insomma frenato da quest'onda di un campo largo, progressista, insomma di identità locali che insomma hanno frenato le coalizioni tradizionali. De Luca adesso chiede alla regione subito si voti adesso, e poi Mirello Crisafulli dice sono rosso, quindi rivendica la sua estrazione di comunista in una città che non solo non ha avuto il simbolo del Partito Democratico ma nelle sue liste, ma ha avuto anche l'appoggio, diciamo, di partiti di centrodestra come la Lega e la DC, quindi dice sono rosso senza striature, questo è il riferimento. L'onda progressista, la lunga attesa sotto i templi, vedremo cosa succederà. Poi Far West in centro, fallimento delle zone rosse, questa è l'analisi di Repubblica dopo i violenti fatti di cronaca delle ultime settimane. Sit-in residenti, siamo costretti a vendere le case, questa notizia la vediamo proprio in pagina su Repubblica di Palermo, perché insomma è un racconto su 2 pagine che veramente fa rabbrividire. I residenti che vivono nella paura, la gente vende addirittura le case in centro ormai e scappa. Denunciamo il comune, basta, non se ne può più, dicono i residenti, soprattutto in queste zone. Nella pagina successiva vedete le notti violente del centro che le zone rosse non fermano, e qui la polemica è contro sindaco e prefetto. In quella parte di città si era già sparato tra i locali della Movida e le norme entrate in vigore a ottobre non stanno dando i risultati. Chiede Carolina Varchi, già vice sindaco, deputato nazionale del partito di Fratelli d'Italia, del partito di governo Giorgia Meloni, chiede un presidio fisso come unico deterrente contro la violenza. Quindi insomma Palermo, questo è il suo racconto. Restiamo nel racconto dell'attualità perché andiamo a vedere cosa è successo nei comuni, insomma, per queste amministrative. Siamo sempre su Repubblica a Palermo, eccolo qua, prendiamo De Luca che parla, dice insomma di essere col suo partito ago della bilancia, alla regione si torni subito al voto, basta pregiudizi su di me, dal centrosinistra che lui vorrebbe guidare alle prossime elezioni andando proprio contro il centrodestra. E qui c'è la foto di Basile, il suo delfino. La coalizione invece del campo larghissimo vince a Patti, vince a Marsala con Andreana Patti, quindi la neosindaca che ottiene il 51%. Poi ci sono dei voti insomma anche curiosi, eccoli qua, li possiamo vedere in questo schemino, diciamo, se riusciamo a renderlo leggibile, voti curiosi insomma come dei numeri che hanno fatto insomma certamente riflettere entrambe le coalizioni. Abbiamo detto Andreana Patti, a Marsala dei numeri importanti, abbiamo parlato di Mirello Crisafulli a Enna col 63%, vedete. Questo è un altro numero diciamo importante. Altri numeri importanti abbiamo visto da Federico Basile, oltre il 50%, Maria Terranova a Termini Imerese con il 72%, Rosa Covello a Carini, altri 54,1%, quindi insomma sono tutti sindaci che hanno sfondato le soglie importanti del 50%, quindi vuol dire che hanno un interesse, un riconoscimento dei propri cittadini che va oltre anche certe volte il colore politico. Andiamo a vedere invece la Sicilia di Catania, eccolo qua, il centrodestra in affanno, questo è il titolo dell'apertura di oggi. A Messina confermato il sindaco uscente Basile, De Luca ago della bilancia, Enna trionfa l'eterno Crisafulli, ad Agrigento l'uomo di Lavardera sfiora la vittoria al primo turno, nel resto d'Italia la maggioranza tiene, strappate Venezia e Reggio Calabria, il Campolargo ovviamente è deluso.
Altre notizie, la movida violenta a Palermo nella prima pagina del quotidiano La Sicilia, spari dopo la rissa, colpito una ragazza per errore, quindi poi la confessione dell'arrestato che ha detto, dice che di essersi difeso. A centropagina l'avviso diciamo, ai naviganti nel fondo di Mario Barresi, dice, che analizza queste elezioni, e dicevo a centropagina la prima enciclica di Papa Leone, restiamo umani, e poi un report della qualità della vita, in Sicilia mancano mense e spazi verdi, quindi i bambini soffrono ovviamente anche in Sicilia, anzi soprattutto al sud e soprattutto in Sicilia. Vediamo le pagine delle province. A Palermo, Termini Imerese, l'apertura è politica, stravince la Terranova, Carini bene il centrodestra. Di spalla troviamo tutte le notizie che riguardano la violenza nelle zone della Movida. Via la Lumia, spari in zona rossa, ferita una 22enne giovane arrestato. I residenti, come abbiamo visto, ci siamo ostaggi di questa movida violenta. E poi il fallimento totale delle misure, troppe armi da comprare in giro. Dentro tutto l'approfondimento ovviamente del voto. Andiamo a Catania, terribile scontro fra moto, perdono la vita due ventenni, la tragedia forse per l'alta velocità tra le via Umberto e via Musumeci, qui la foto di una delle vittime e la foto del tragico schianto. Poi ovviamente anche qui di spalla e all'interno delle pagine tutti gli approfondimenti che riguardano la provincia di Catania, che erano i comuni che sono andati al voto. Stessa cosa per tutte le pagine, tutte le province. Vi faccio vedere oggi però la pagina di Messina, perché Messina ha scelto Federico Basile, ma per De Luca c'è uno stop che Salvo Puccio e Giardini Naxos, che sull'onda lunga dei voti a Sud di Chiama Nord non riesce però ad essere eletto, quindi Sud di Chiama Nord sconfitta a sorpresa. Questo è un dato, insomma, per chi guarda anche le dinamiche politiche nella zona ionica e nella zona tirrenica, quindi questa infatti è la pagina di Messina. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con le immagini della nuova maglia del Palermo, eccola qua, che è stata presentata ieri. Squadra, stadio, maglia, ecco come sarà il Palermo del futuro, quindi rosanero dopo la sconfitta ai playoff pensano già al futuro. Qui ci sono le nuove maglie. E la polemica era che appunto nelle maglie di quest'anno, che vedete questa qua, c'era poco nero, hanno aggiunto delle striature nere, quindi rosanero ritorna anche in maglia. Ci fermiamo, grazie per averci seguito, la nostra rassegna stampa finisce qui, vi auguriamo un buon proseguimento in giornata a tutti.